La pioggia di segnalazioni sulla disorganizzazione dell'ULSS 7 e sui disagi dei cittadini non cessa, anzi, aumenta di intensità giorno dopo giorno. Un mare di lamentele nel quale rischiano di affogare pazienti e personale sanitario, come ci racconta chi ha vissuto in prima persona questi problemi. Sono stato in fila 4 ore e mezzo al freddo in assembramento totale con positivi che avevano la febbre, avevano la bronchite, quindi la malorganizzazione dall'alto perché non c'entrano gli operatori che stanno operando lì. Ci sono 2 macchine solo che funzionano, ieri si è rotta una, quindi c'era una macchina e c'erano circa 400 persone in attesa. Questo è una cosa veramente con bambini di 2-3 mesi, bambini di 4-5 anni, anziani, invalidi. Non c'era nessuna precauzione, niente. Quello che dispiace è gli operatori che soffrono le pene dell'inferno. L'infermiera aveva le mani con il sangue dal freddo che c'era. Tutti si lamentavano, però purtroppo, come succede in Italia, tutti parlano ma nessuno denuncia. Quindi sarebbe meglio parlare meno e denunciare di più. Ho chiamato personalmente il 112, segnalando gli assembramenti, segnalando la disorganizzazione e soprattutto segnalando il fatto che qui siamo 4 ore e mezzo e siamo trattati come dei cani. Alla domanda su quanto profonda sia la disorganizzazione al San Bassiano, la risposta è chiara, così come l'invito che la signora lancia a tutti i cittadini. È molto profonda, è molto preoccupante e devo dire, denunciate, non parlate in coda, ma denunciate tutte le cose dell'ospedale.